L'approccio leader si caratterizza proprio per valorizzare la progettualità dal basso. Finanziamo progetti di sviluppo di aree territoriali definite che vengono elaborate dagli stessi attori del territorio, imprenditori agricoli ma non solo. Comunque il programma di sviluppo rurale non deve essere limitato solo all'agricoltura, ma crea e finanzia opportunità di sviluppo anche in altri settori che contribuiscono al raggiungimento di importanti obiettivi della politica regionale sarda, legati ad evitare lo spopolamento dei territori e delle aree interne, la destagionalizzazione dei flussi turistici, che è un problema importantissimo in Sardegna, diffondere forme di turismo sostenibile ed etico che magari valorizzano proprio quel patrimonio identitario straordinario che ha la regione Sardegna. I gala sono un modello di grandissimo interesse perché è difficile trovare comunque degli organismi che consentono di trovare dei momenti per la comunità locale per riflettere su quali sono i fabbisogni, come si fa sviluppo, quali sono gli elementi che magari penalizzano la crescita economica del loro territorio e studiare, ragionare su quali possono essere gli strumenti, quali interventi per superare questi limiti.